Bentrovati, il telegiornale Sicilia 24 nella sua prima edizione, questi i titoli. Turista polacco in fin di vita dopo una rapina a Catania, l'aggressione nei pressi di Piazza Stesicolo per rubargli il cellulare. Per 8 mesi ha tenuto in casa il cadavere del coinquilino, un latitante calabrese, probabilmente per incassarne la pensione, il corpo scoperto durante la perquisizione nel quartiere Bordonaro di Messina. È stato ritrovato Francesco Adragna, il detenuto, lo leggete, in fuga, la caccia è terminata, l'uomo è stato segnalato da molti cittadini, in particolare per la tuta rossa che indossava. Sant'Agata e Libattiati, nel Catanese, il comune più ricco del Mezzogiorno, secondo posto per San Gregorio. Bentrovati da Sicilia 24, un turista polacco è ancora ricoverato in fin di vita in ospedale a Catania dopo essere stato aggredito violentemente da un uomo che gli ha rubato il cellulare. La rapina nei pressi di Piazza Stesicolo, dunque il centro sempre assolutamente pericoloso. Natale Bruno. Di notte c'è una città in pericolo e la zona particolarmente vulnerabile è quella del centro storico, la stessa della Movida. Ultimo eccesso la notte scorsa. Un banale scippo del cellulare di un turista si è trasformata in una gravissima rapina con postumi abbastanza gravi per la vittima, un polacco di 35 anni, ospite di un bed and breakfast di via Umberto. Tra via Neve e via Peniniello l'uomo è stato avvicinato da un extracomunitario che gli ha sottratto l'iPhone. Lo ha fatto violentemente, tanto che la rapina è stata caratterizzata da una violenta aggressione durante la quale il polacco è caduto per terra battendo la testa. È stato un residente di quella via a notare la scena, a dare aiuto alla vittima che a bordo di un'ambulanza è stata trasferita al pronto soccorso dell'ospedale Garibaldi. Ha un bruttissimo trauma cranico, in ospedale è stato sottoposto a un intervento, la sua vita è appesa a un filo. In mattinata sono stati i poliziotti delle volanti a avviare un'indagine. Visionate le telecamere della zona, gli agenti hanno sentito i proprietari del bed and breakfast accertando che il turista polacco era da qualche giorno in città. La procura ha aperto un'inchiesta e caccia all'extracomunitario. Ha nascosto in casa per 8 mesi il cadavere del suo coinquilino, un latitante calabrese, la macabra scoperta a Messina, nel quartiere Bordonaro. Sentiamo Francesco Triolo. Nascondeva in casa un cadavere in stato avanzato di decomposizione, almeno da 8 mesi. La scoperta a Messina nel rione delle Case Gialle di Bordonaro è stata della squadra volante della questura e risale allo scorso 8 maggio, ma solo oggi si è venuti a conoscenza dell'episodio. Si trattava di un normale controllo di routine durante il quale i poliziotti fermarono in strada una persona già conosciuta alle forze dell'ordine, il 50enne Angelo Brucculeri. Dall'atteggiamento dell'uomo è scattato un controllo nella sua abitazione, dove è stato rinvenuto il corpo di un 66enne di origine calabrese, di merito Portosalvo, Ferdinando Testa, un latitante su cui pendeva una condanna a 5 anni emessa dal Tribunale di Reggio Calabria. I due non sarebbero parenti e quindi sono scattate le indagini per capire cosa sia accaduto in quell'abitazione. La procura ha aperto un fascicolo e sottoposta a indagini Brucculeri con l'ipotesi di reato di occultamento di cadavere. Sulla vicenda c'è il massimo riservo da parte degli inquirenti. Il corpo dell'uomo è stato trovato ancora addosso il pigiama ed un paio di calzini. Era disteso sul pavimento in 1 metro quadro, ancora libero accanto al letto. Da un primo esame esterno non sembra aver subito violenza, quindi la causa potrebbe essere quella di una morte apparentemente naturale. Tra le ipotesi che vanno però verificare, la principale è che alla base dell'occultamento del cadavere ci possa essere stato l'interesse del coinquilino a percepire la pensione o il reddito di cittadinanza dell'anziano. Tra le carte sequestrate gli agenti avrebbero trovato un documento di identità contraffatto sul quale il 50enne avrebbe apposto una sua foto. Ed è stato catturato questa notte a Xitta, siamo a Trapani, una frazione di Trapani, Francesco Adragna, lo vedete nelle immagini, il detenuto di 35 anni che era evaso venerdì mattina da una cella di sicurezza del Palazzo di Giustizia di Trapani mentre era in attesa di comparire davanti al giudice monocratico. L'operazione ha visto coinvolti il nucleo investigativo regionale, la polizia penitenziaria e l'Arma dei Carabinieri. Adragna si trova già rinchiuso nel carcere di Trapani, più
una persona aveva visto Francesco Adragna la sera dell'evasione attorno alle 22 mentre camminava nei pressi del carcere di Trapani. I testimoni giurano di averlo visto ancora con la stessa tuta rossa e lo stesso giubbino nero lungo il marciapiede che delimita la casa circondariale nella zona di San Giuliano. Questa notte poi la svolta con l'arresto. Forte vento in Sicilia, disagi segnalati ieri soprattutto in provincia di Messina per le forti raffiche in un tir al chilometro 141 della A20 Messina-Palermo in direzione della città dello Stretto si è ribaltato su un fianco occupando praticamente tutta la carreggiata nei pressi dello svincolo di Tusa vicino a una delle tante gallerie nel percorso qualche chilometro dopo Castelbuono. Il traffico è stato chiuso tra Cefalù e Santo Stefano di Camastra. Ci fermiamo, una pausa e tra poco. Seconda parte di Sicilia 24 è Angelo Di Martino, il nuovo presidente di Confindustria a Catania. L'imprenditore ai nostri microfoni, lo sentiamo, intervistato da Emanuela Corsi. Presidente Di Martino, intanto grazie per essere qui con noi. Iniziamo subito con quelle che sono le priorità e gli obiettivi del suo mandato. Gli obiettivi del mio mandato sono molti. Zone industriali, le ZES, che per noi per tutte le imprese ovviamente, sia locali che vengono da fuori, sono importantissimi. Farò una squadra per la zona industriale, spero la prossima settimana addirittura abbiamo già i nomi di 8-10 persone che deve vigilare, perché la zona industriale deve essere la locomotiva veramente della nostra zona, del nostro territorio. Poi c'è il ponte sullo Stretto, che secondo me è veramente la madre di tutte le infrastrutture. A proposito delle politiche industriali, voi cosa chiedete alla Regione? Venirci incontro a delle cose, dei progetti che noi facciamo. E invece per quanto riguarda il nuovo sindaco di Catania che tra poche settimane verrà eletto? Noi chiediamo una cosa, di dare delega per la zona industriale, quindi ZES e zone industriali, ad una persona che abbia le qualità per cercare di portare imprese alla zona industriale in tutto il territorio ovviamente della Sicilia orientale, ma soprattutto alla zona industriale. Invece parliamo della burocrazia, perché lei ha detto che bisogna lottare contro questa burocrazia farraginosa. Eliminarla è molto difficile, lo sappiamo, perché ne parliamo da anni. Ci vuole più autorità, ecco, e coraggio soprattutto, ma i politici non lo so se ce la fanno a fare questo. E invece per quanto riguarda i giovani c'è questo fenomeno dell'emigrazione, soprattutto dei giovani all'estero. Cosa dobbiamo fare per tenerli a casa nostra? Guardi, se noi pensiamo che circa 4-5 anni sono andati via dalla nostra isola circa 350.000 giovani, è drammatico. Il 25% praticamente non completa gli studi. Cosa bisogna fare? Dare sicurezza sul lavoro, in modo che se il giovane si sente sicuro, si sente sicuro sia dello stipendio sia del lavoro che fa, non ha motivo di spostarsi. Anzi, dobbiamo far venire le persone, tutte queste giovani che sono andate via, e cercare pian pianino di farle ritornare, perché la Sicilia merita questo e noi non la dobbiamo abbandonare. Grazie Presidente e auguri, buon lavoro. Grazie a voi. Sant'Agata Li Battiati nel Catanese è il comune più ricco del meridione d'Italia. A stabilirlo è uno studio della CGA che ha analizzato i dati riferiti alle dichiarazioni dei redditi del 2021. Siamo andati a fare un giro in paese, l'ho fatto per noi Tonino De Mana. La ricchezza abita qui. Si può sintetizzare così il primato di Sant'Agata Li Battiati, il comune più ricco del Mezzogiorno d'Italia, con un reddito pro capite medio di 28.000 euro. A sancirlo è uno studio del CGA di Mestre che ha analizzato i dati del Ministero dell'Economia e delle Finanze riferiti alle dichiarazioni dei redditi del 2021 e si accorcia anche la distanza tra il comune più ricco, l'Aiatico in provincia di Pisa, e quello più povero d'Italia che risulta Carvagna Como, praticamente ai confini con la Svizzera. Milano
resta comunque il comune capoluogo di provincia più ricco d'Italia con 37.189 euro, praticamente il doppio dei 18.000 euro dichiarati a Ragusa. Al sud, oltre a Sant'Agata di Battiati, spicca anche il secondo posto di San Gregorio di Catania che precede Cagliari. Il virtuoso nord arretra, il centro e il sud arrancano, ma ci sono anche isole felici. Sant'Agata di Battiati è un esempio ed il sindaco Marco Rubino va fiero del primato. Ci sentiamo molto bene perché abbiamo qui una qualità della vita di tutto rispetto, i servizi ci sono e per la maggiore funzionano in maniera ottimale, abbiamo un livello di investimento verso la cultura particolarmente attento, abbiamo realizzato da poco un polo culturale e soprattutto come amministrazioni con i miei assessori siamo molto attenti ai finanziamenti europei, tra cui primeggiamo come comune di tutta la regione siciliana ad aver polarizzato maggiori finanziamenti europei. Cosa pensa realmente chi vive a Sant'Agata di Battiati? Io da 45 anni che ci abito e mi trovo benissimo a Sant'Agata di Battiati. Ed è un comune sempre più ricco. È abbastanza attivo, questo sì, io do adito nel senso che trovo tutto, sia l'amministrazione, tutto ciò che ci serve a Battiati, abbiamo tutto pronto. Si vede che è un paese che cerca di essere al di sopra della media, ecco. La sera si sta tranquilli, si circola bene, servizi ottimi. Io sono un informatore farmaceutico, vivo a Battiati da 15 anni per scelta, perché io vivevo a Catania. È un comune assolutamente presente, si vive molto bene, sicurezza, pulizia, i cittadini sono veramente contenti. Una volta era un paese dormitorio, oggi invece è un paese attivo, un paese che fa vivere veramente i cittadini con dei servizi, con tante cose. La sera si lavora fino a tarda sera con serenità e tranquillità. E offriamo noi altri, offre il comune perché siamo il comune più ricco. Ci fermiamo, una pausa e poi un'ampia pagina dedicata al calcio. Siamo tornati in studio, sconfitta al Sant'Elia per il Palermo che contro il Cagliari è battuto 2-1, rosanero che però possono ancora accedere ai play-off, servirà battere il Brescia venerdì sera al Barbera nell'ultima di campionato. Marco Gullà. 10 minuti, doppio giallo per Marconi e Palermo in 10. Il Cagliari inizia a spingere, trova il vantaggio con un gran tiro di Lapadula e 2-1. Entrano Vido, Valente, Aurelio, il Palermo mantiene il possesso palla e prova a fare male al Cagliari che gestisce lo score senza comunque rischiare moltissimo. All'otti Radunovic, campionato potrebbero regalare il sogno playoff al Palermo che però dovrà battere il Brescia. Batte 1-0 la Gelbison e il Messina si aggiudica lo spareggio salvezza contro i Campani, dunque i giallorossi rimangono in Serie C anche per la prossima stagione. Sentiamo il servizio, è di Sergio Colosi. La firma è d'autore del messinese Nino Ragusa, ma è stata un'autentica sofferenza per i 6.000 tifosi del Francoscoglio e la palma del migliore in campo spetta al portiere Fumagalli, decisivo almeno in 2 occasioni negli 8 minuti di recupero. Il Messina restituisce alla Gelbison l'1-0 dell'andata e si salva per migliore piazzamento nel regular season rispetto ai Campani, che però nel computo della doppia sfida avrebbero certamente meritato di più. Messina slegato, volenteroso e nulla più nel primo tempo, con un sinistro di Ferrini salvato da D'Agostino che rappresenta la migliore opportunità dei peloritani. Nella ripresa la partita diventa ancora più complicata, anche perché la paura ha un peso specifico notevole e la Gelbison, tra un contropiede fallito e varie perdite di tempo, si avvicina all'obiettivo salvezza. L'ingresso in campo degli attaccanti Curiale che spreca il vantaggio a tu per tu con D'Agostino e Zuppel è la mossa della disperazione. Per la Gelbison ci sono praterie in contropiede, mentre il Messina si affida solo a lanci lunghi, anche dalla difesa e dalla metà campo in su non riesce a fare 2 passaggi di fila. Al minuto 37 la svolta con Ragusa, fino a quel punto non pervenuto, che segna il gol della salvezza su assist di Ferrini. Il resto è nelle parate di Fumagalli che per 2 volte su De Sena e Tumminello compie autentiche prodezze che valgono un altro campionato in Serie C. Esordio del Catania oggi al Massimino nella pool scudetto, avversario il Sorrento. Ferraro recupera Rizzo e conferma l'attacco con 3 over. La partita in diretta su Telecolor. Marco Carli.
Centrato con successo il primo e più importante obiettivo stagionale, cioè il ritorno fra i professionisti, il Catania può inseguire lo scudetto. Cominciano domenica i 3 triangolari che fra le 9 vincitrici dei gironi di Serie D designeranno le 4 semifinaliste. Il Catania è nel girone 3, si parte dal Sorrento, di scena al Massimino nel primo match. Poi tutto dipenderà dal risultato della prima sfida. Se il Catania vincerà, sarà di scena il 21 maggio sul campo della vincente dello spareggio fra Brindisi e Cavese. Se i rossazzurri non dovessero riuscire ad imporsi contro i rossoneri sorrentini, la sfida con i brindisini o i cavesi si giocherebbe mercoledì 17 maggio. Obiettivo, come detto, le semifinali e la finalissima in campo neutro del 10 giugno che assegnerà il titolo di campione d'Italia fra i dilettanti. Siamo contenti e orgogliosi per quello che abbiamo fatto un campionato strepitoso, abbiamo fatto 31 punti sopra la seconda, abbiamo fatto tante cose importanti, però adesso è bello, no? Affrontare le squadre che hanno vinto un campionato come il Sorrento, che è una squadra giovane, una squadra che gioca bene. Le scelte di Ferraro sono quelle che hanno caratterizzato la stagione, fatti salvi gli infortunati Somma e Chiarella. Ritorna Jefferson ma non da titolare, Rizzo è pronto a riprendersi un posto fra gli 11, mentre l'attacco sarà over con Sarao, Russotto e De Luca, a sinistra in difesa Boccia favorito su Pedicone. La partita fra Catania e Sorrento sarà in diretta su Telecolor. La nostra emittente ha infatti acquisito i diritti per trasmettere le partite della prima fase di post-season. Alle 15:30 si parte con il pre-gara per chiudere con le interviste dopo 3 ore live, fruibili anche in modalità pay attraverso i siti lasiciliaweb.it e telecolor.it. Alla pallanuoto femminile con la vittoria preziosa per l'Equipe Orizzonte, Catania che in gara 3 delle finali scudetto si è imposta a Roma contro la SIS per 13-9 con triplette di Marletta, Leone e Viacava e adesso ha un solo successo dal tricolore, aggiudicandosi anche gara 4 in programma mercoledì pomeriggio alla piscina di Inesima. Le rossazzurre saranno campionesse d'Italia. Fa festa anche la Brizza Cireale che vince a Firenze per 11-9 gara 3 dei play-out e ottiene la permanenza in Serie A1. Con questa notizia si chiude questa edizione di Sicilia 24. A tutti voi grazie per l'attenzione, buona giornata, vi lascio con la rassegna stampa curata oggi dalla collega Emanuela Corsi.